Un'iniziativa sul referendum contro la riforma Nordio. Tra le priorità stabilizzazione dei precari e completamento degli organici. Un incontro alla Sala Estense di Ferrara sulle scelte di Eni Versalis. Si chiedono investimenti sull'innovazione. 8 tappe, 150 partecipanti, oltre 4.000 lavoratori intercettati. Riflettori sulle zone insospettabili. In discussione il decreto legislativo per ridurre il divario salariale. Nuove regole per la trasparenza. Un'altra idea di giustizia è il titolo dell'iniziativa che è stata dedicata ai temi del referendum sulla cosiddetta riforma Nordio, una giornata in cui si è parlato dei problemi reali che affliggono la giustizia. Noi oggi invece vogliamo parlare dei problemi veri. La prima questione si chiama confermare e assumere i 12.000 giovani precari che in questi anni hanno lavorato, che a giugno rischiano di essere tutti licenziati. Questo significherebbe un arretramento e un peggioramento secco della condizione. Significa fare quegli investimenti e quelle assunzioni nei tribunali, ma non solo, pensiamo anche alle forze dell'ordine, pensiamo a tutte le questioni che riguardano le forze penitenziarie. La stabilizzazione dei precari, il completamento degli organici sono alcune delle azioni che possono rendere il sistema giudiziario più efficiente, capace di dare risposte ai cittadini e soprattutto di garantire maggiore sicurezza. Garantire la sicurezza nel nostro paese parte da avere una giustizia reale che funzione, che risponde ai cittadini. Per questa ragione diciamo ai cittadini, ai lavoratori, alle persone di andare a votare per questo referendum che ha voluto il governo e a votare no. Career cushioning, ovvero creare un cuscinetto di competenze e relazioni per mettere al sicuro la propria carriera anche se si sta ancora lavorando. Una strategia di autoprotezione sempre più diffusa che non indica una fuga anticipata dall'azienda, ma investire sulle proprie competenze, aggiornandole e rendendole spendibili, coltivare relazioni professionali e osservare il mercato e le sue trasformazioni senza subirle. È una risposta silenziosa a un contesto segnato da incertezza, riorganizzazioni e cambiamenti rapidi in cui la stabilità non è più garantita. E il career cushioning non nasce dalla sfiducia individuale, ma dalla consapevolezza che tutelare il proprio percorso professionale è oggi parte integrante del lavoro stesso. Un incontro promosso da Filctem CGIL di Ferrara ha acceso i riflettori su un'avvertenza che riguarda oltre 930 addetti diretti e centinaia di lavoratori dell'indotto del settore chimico della provincia emiliana. Un settore strategico che non è un residuo del passato, ma un pilastro fondamentale per l'occupazione del territorio. Siamo qui oggi per un'iniziativa che nasce dai lavoratori e dai delegati della Basel, azienda importante all'interno del petrolchimico di Ferrara. Basel sta attraversando un periodo sicuramente critico che dura da un po' e tutto ciò è sicuramente stato determinato anche dalle dismissioni che ci sono state in Europa e dalla dismissione dei cracking che ci sono stati in Italia. L'iniziativa è nata da un'assemblea dei lavoratori di fine ottobre che è stata fatta per illustrare un accordo per gestire una fase di mancanza di lavoro prolungata nel secondo semestre e che ci ha spinti a muoverci per cercare delle alleanze istituzionali, perché da soli noi non ce la facciamo a gestire una fase che dopo la chiusura dei cracking in Italia ha messo il petrolchimico di Ferrara e le aziende della Basel in particolare nella condizione di fare molta fatica a trovare le materie prime, l'etilene e il propilene. Il petrolchimico per il territorio di Ferrara ha una portata strategica perché ha competenze di eccellenza nella manodopera, ha il più grande stabilimento e impianto di ricerca per la chimica di base e credo che in un qualche modo bisognerà provare a tracciare un percorso di sviluppo e di rilancio mettendo intorno a un tavolo tutti i soggetti che possono avere dell'interesse, dalle imprese alle istituzioni, ai centri di ricerca, all'Università di Ferrara per la tenuta occupazionale del territorio.
Dopo circa 18 mesi di confronto, Philcams CGIL e gli altri sindacati di categoria hanno raggiunto con Leroy Merlin, Brico Center e piattaforma ADEO Italia un'ipotesi di accordo integrativo che riguarda circa 10.000 dipendenti. L'intesa, valida dal 2026 al 2028, interviene su tutele, organizzazione del lavoro e welfare in una fase economica complessa, rafforzate le relazioni sindacali, con più partecipazione e trasparenza sui processi organizzativi, sugli orari e sulle turnazioni. Il welfare viene ampliato con maggiori coperture in caso di malattia e infortunio, nuovi permessi, strumenti di conciliazione vita-lavoro e una banca ore solidale e sperimentale. Migliorano anche flessibilità, inclusione e premio di progresso, con criteri più chiari e un aumento delle indennità. L'accordo sarà ora sottoposto al voto delle lavoratrici e dei lavoratori. 8 tappe, 150 partecipanti, oltre 4.000 lavoratori intercettati, per lo più uomini. È un bilancio in positivo quello delle Brigate del Lavoro 2025, la terza edizione post-Covid del sindacato di strada della FLAI CGIL che si è conclusa a Pordenone. Le Brigate del Lavoro hanno acceso un riflettore anche in questa provincia, nella quale si immaginava che non ci fossero i problemi di sfruttamento e caporalato. In realtà le nostre strutture ce lo segnalavano già e abbiamo potuto toccare con mano in questa settimana di iniziative quanto invece sia pervasivo anche in questa provincia del ricco nord italiano. Tra le novità di quest'anno, l'aver coinvolto nelle attività reti, associazioni, organizzazioni nazionali e locali, dall'Udo a Libera, dalle cooperative alla Caritas. La difficoltà maggiore è capire cosa accade nelle zone insospettabili che, a differenza dei grandi ghetti del sud Italia, hanno maggiore bisogno di riflettori puntati per garantire condizioni favorevoli ai lavoratori, soprattutto stranieri, del settore agroalimentare. Dovremmo poi naturalmente fare un bilancio, tirare fuori dei dati confrontando una provincia all'altra, ma sicuramente da una prima considerazione possiamo dire che rafforzeranno ancora di più le nostre richieste verso il governo e le istituzioni di intervenire velocemente su alcuni temi che riguardano incrementare il numero degli ispettori, perché anche in questo territorio, per esempio, le ispezioni sono molto poche. Queste persone non possono essere molto spesso umiliate, rese in condizioni di paraschiavismo e di schiavitù, e hanno soprattutto l'urgenza di vedere riconosciuti i loro diritti, così come se fossero cittadini italiani. Per noi lo sono. Il tema della trasparenza salariale entra in una fase decisiva. Il Consiglio dei Ministri si prepara a esaminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2023/970, pensata per rafforzare in modo concreto il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di mansioni. L'obiettivo dichiarato è ridurre il divario salariale di genere e contrastare le discriminazioni che ancora attraversano il mercato del lavoro. Il provvedimento arriva a Palazzo Chigi per una prima valutazione politica. L'iter proseguirà nelle prossime settimane, ma il termine fissato dall'Unione Europea per il recepimento è il 7 giugno 2026, un passaggio che, se confermato, potrebbe incidere già dalle fasi iniziali del rapporto di lavoro. Il decreto introduce infatti nuove regole sul diritto all'informazione. Lavoratrici e lavoratori potranno chiedere per iscritto dati sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, relativi a chi svolge lo stesso lavoro o attività di pari valore. Le informazioni dovranno essere fornite entro 2 mesi e la richiesta potrà avvenire anche tramite le rappresentanze sindacali, rendendo più semplice verificare eventuali disparità. Cambiano anche le modalità di reclutamento.
Le offerte di lavoro dovranno indicare la retribuzione prevista o almeno una fascia salariale, mentre ai candidati non potrà essere chiesta la storia retributiva precedente. Un ruolo centrale spetterà ai contratti collettivi nazionali, chiamati a definire criteri di inquadramento e parametri retributivi coerenti con le nuove regole. Il testo introduce inoltre obblighi di rendicontazione per le imprese se il divario salariale supera il 5% senza giustificazioni oggettive. Scatteranno valutazioni congiunte con le rappresentanze dei lavoratori, con obblighi più stringenti per le aziende di maggiori dimensioni. Resta però aperta la partita più delicata, la definizione di lavoro di pari valore e il coordinamento tra legge e contrattazione. È il 29 settembre 1906 e in una sala della Camera del Lavoro di Milano sono riunite 500 persone. Non sono nobili o borghesi, ma figli del popolo, rappresentanti di una classe operaia che nella seconda metà dell'Ottocento ha iniziato a prendere coscienza di se stessa. Tra le colonne Liberty e i tanti baffi acconciati secondo la moda dell'epoca si intravedono 3 donne. Una sparuta minoranza, ma significativa per l'epoca. A quel giorno si è arrivato gradualmente, partendo dai primi scioperi degli anni 60 e 70, proseguendo con la nascita di leghe e camere del lavoro, poi con la fondazione della FIOM nel 1901, fino a giungere alla nascita della Confederazione Generale del Lavoro. I 500 delegati rappresentano 700 leghe per un totale di 250.000 iscritti. Il grado di rappresentatività di quello che avrebbe dovuto essere il massimo organismo del proletariato italiano era dunque basso, al punto da indurre alcuni delegati a chiedere che tutte le deliberazioni del Congresso Costitutivo fossero sottoposte a un referendum delle sezioni. Lo scopo con cui nasceva la CGIL era l'unità dei lavoratori. A fronte di un padronato che stava unificando i propri interessi e indirizzi, il sindacato non poteva restare frammentato, ma doveva tendere a un'unità strategica e organizzativa sul piano nazionale. È costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro per ottenere e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro. È il primo dei 14 articoli che delineeranno da quel giorno in poi l'organizzazione, l'amministrazione, l'azione e persino la propaganda della Confederazione. La spinta principale che ha portato alla nascita della CGIL è venuta soprattutto dai socialisti riformisti. E sarà uno di loro, Rinaldo Rigola, che alla fine della 3 giorni congressuale verrà eletto segretario generale. Intagliatore e figlio di una famiglia operaia, Rigola rappresenta in pieno lo spirito del movimento sindacale del tempo. Come segretario guida la Confederazione per 12 anni, fino a quando viene costretto alle dimissioni per divergenze politiche con il resto dei dirigenti. Durante il periodo fascista la frattura si consolida. Rigola viene accusato da molti dirigenti sindacali di collaborare con il regime. Il rapporto viene ricucito solo dopo la guerra, grazie allo scambio epistolare con Giuseppe Di Vittorio. Tornando a Milano e al 29 settembre del 1906, da quel giorno il proletariato italiano ebbe un sindacato forte. Un faro per i lavoratori che, alternando successi e difficoltà, ha migliorato la vita di milioni di persone. Un sindacato che da quel giorno continua e continuerà a lottare per migliorare le condizioni economiche e sociali di lavoratrici e lavoratori, di pensionate e pensionati, e che continuerà a farlo per molti anni ancora. Macchinisti, capitreno, personale di stazione, addetti alla sicurezza e all'assistenza operano sempre più spesso in condizioni di vulnerabilità, tra aggressioni verbali e fisiche, minacce e situazioni di degrado che non incidono solo sulla loro incolumità, ma anche sulla qualità del servizio offerto ai passeggeri. È
È in questo contesto che FILT, CGIL e le altre sigle sindacali hanno messo a punto un manifesto per la sicurezza in ferrovia presentato alla vigilia dell'audizione parlamentare davanti alle commissioni affari costituzionali e trasporti della Camera. Il manifesto individua la necessità di un cambio di passo, la presenza delle forze dell'ordine e di FS Security, anche con presidi mobili, un rafforzamento dei tornelli e della videosorveglianza dove è possibile, dispositivi di allarme per il personale. Centrale è anche il riconoscimento del diritto dei lavoratori a un'assistenza legale effettiva e alla possibilità di sospendere l'attività in situazioni di grave pericolo senza conseguenze disciplinari. Accanto alle misure operative, il testo richiama la dimensione normativa. I sindacati chiedono aggravanti specifiche e procedure sanzionatorie rapide per le aggressioni al personale ferroviario, sul modello di quanto già previsto per il settore sanitario, oltre a un intervento legislativo organico che garantisca risorse strutturali e rilanci il protocollo sulla sicurezza dell'8 aprile 2022. Il manifesto si chiude con un richiamo diretto alle aziende ferroviarie, chiamate ad attuare i piani di sicurezza e a riaprire un confronto stabile con le organizzazioni sindacali, perché la sicurezza non può essere trattata come una variabile negoziabile. È un diritto di chi lavora e di chi viaggia, è una condizione essenziale per il futuro del trasporto ferroviario. Il bonus animali domestici, confermato fino al 31 dicembre 2026, nasce per alleggerire le spese veterinarie di chi ha più di 65 anni e un ISEE entro i 16.215 euro. Il contributo tra i 200 e i 300 euro non è solo per cani e gatti, ma anche per altre specie, purché detenute per fini non commerciali e iscritte al SINAC o alle banche dati regionali. Sono rimborsabili visite, interventi, esami, degenze e farmaci prescritti, mentre restano esclusi i costi di mantenimento ordinario. La domanda va presentata alla propria regione allegando ISEE, codice del microchip e ricevute delle spese veterinarie sostenute. Rivolgiti a un patronato INCA per avere assistenza in merito alla tua richiesta. A Milano 6 persone senza dimora hanno perso la vita nel giro di un mese, le ultime 2 a distanza di appena 48 ore. Nel 2025, secondo la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, sono state 414 le vittime del freddo in tutta Italia. Sono morti che scivolano ai margini dell'attenzione pubblica, persone fragili, spesso malate, che vivono e dormono per strada. A occuparsene quotidianamente è soprattutto il mondo del volontariato, mentre le istituzioni provano con risultati discontinui a mettere in campo strumenti di contenimento come il piano freddo attivo a Milano. Per misurare davvero la dimensione del fenomeno, nelle scorse settimane si è svolto in 14 città italiane il censimento delle persone senza tetto, promosso da Istat e Caritas. Tra i volontari impegnati nelle notti della rilevazione, a Roma c'era anche Cecilia Casula, segretaria nazionale FILT CGIL. Le storie raccolte rompono l'immaginario stereotipato sul clochard. Tra chi dorme per strada ci sono persone che fino a poco tempo prima avevano un lavoro, una casa, una famiglia. Un uomo lavora alcune ore al giorno come badante ma non riesce a permettersi un'abitazione. Un altro ha perso il lavoro da stalliere e vive lontano dalla moglie e dalla famiglia rimaste nel paese d'origine. C'è chi riesce a lavarsi grazie alla vicinanza di una struttura commerciale e chi invece è costretto a usare fontanelle pubbliche anche in pieno inverno. Accanto a loro operano volontari che spesso conoscono il disagio da vicino perché lo hanno attraversato in prima persona. Storie che dimostrano come, con un sistema di aiuti adeguato, molte di queste vite potrebbero tornare a una condizione di dignità. Il gruppo Unicom ha annunciato per il 2026 un programma di espansione con circa 20 nuovi supermercati, in gran parte a insegna Famila, rafforzando la presenza in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Le assunzioni riguarderanno le principali figure della grande distribuzione organizzata, addetti alle vendite e alle casse, personale di magazzino, responsabili di reparto e ruoli di coordinamento.
A questo si affiancano investimenti nei centri di distribuzione e nella digitalizzazione, che aprono spazi anche per profili legati all'organizzazione e ai servizi. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del gruppo, monitorando le selezioni attive e quelle in arrivo con le nuove aperture. Pedalano per ore tra traffico, pioggia e caldo, con lo smartphone sempre acceso e il tempo che scorre a cottimo. Il lavoro dei rider continua a reggersi su turni lunghi e compensi bassissimi, spesso insufficienti a coprire persino i costi di mezzi e benzina. Dal dossier 2025 di Nidil CGIL, il profilo che emerge è quello di uomini giovani tra i 21 e i 39 anni, in larga parte immigrati. Per oltre 3/4 di loro consegnare cibo è la principale fonte di reddito. Più del 70% lavora 6 o 7 giorni a settimana, quasi la metà arriva fino a 10 ore al giorno, oltre il 50% opera contemporaneamente per più piattaforme. Il compenso resta ancorato alla singola consegna, 2, 3, al massimo 4 euro, dietro cui rientrano attese, spese, rischi e tempi morti. L'indagine, realizzata su circa 500 ciclofattorini attraverso un questionario diffuso in 4 lingue, non si limita ai numeri, racconta aspettative, bisogni, fragilità. Un lavoratore su 3 ha subito il blocco dell'account, che equivale a un licenziamento improvviso, quasi sempre senza spiegazioni. Sul fronte della salute e della sicurezza pesa una diffusa mancanza di informazioni. Molti non sanno di essere coperti dall'INAIL, mentre gli infortuni sono legati soprattutto alle condizioni climatiche, al traffico e alla pressione sui tempi di consegna. In Italia i rider sono circa 30.000, per lo più inquadrati come autonomi. Solo una minoranza è assunta con contratto nazionale. In questo vuoto di tutele si inserisce il lavoro di Nidil, che negli ultimi anni ha costruito servizi, vertenze legali e luoghi di incontro come le case dei rider. Spazi dove fermarsi, riparare una bici, ricaricare un telefono, ma soprattutto trovare assistenza, orientamento e diritti. È da qui che passa la possibilità di organizzare una categoria frammentata e invisibile, per ricordare che dietro ogni consegna non c'è un algoritmo, ma una persona che lavora. Nel 2025 il mercato europeo dell'auto entra in una nuova fase. L'elettrico supera nettamente il diesel nelle vendite. Le vetture a batteria raggiungono una quota del 17,4%, più del doppio rispetto al gasolio, fermo all'8,9%, in un contesto di crescita solo moderata delle immatricolazioni complessive. La transizione, tuttavia, procede a velocità diverse. Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi concentrano quasi 2/3 delle nuove registrazioni elettriche. Tra i costruttori, Volkswagen rafforza la leadership davanti a Stellantis e Renault, ma è nel segmento elettrico che gli squilibri si muovono più rapidamente. BYD accelera con decisione, moltiplicando le vendite e affacciandosi tra i protagonisti del mercato, mentre Tesla arretra e registra un sensibile calo delle immatricolazioni. Cosa lega le generazioni e perché i giovani dovrebbero progettare il futuro con chi ha molti più anni di loro? È una domanda a cui SPI CGIL sta provando a dare una risposta. Il lavoro politico che noi stiamo provando a fare attraverso alcuni progetti, un lavoro comune molto forte, è proprio quello di provare a innestare una logica che ribalta la logica dello scontro generazionale e prova a far dialogare generazioni dei pensionati e i più giovani in una logica di responsabilità comune, cioè di provare a costruire e immaginarsi il presente e il futuro insieme a partire dalle reciproche condizioni. Il dialogo tra generazioni è fondamentale, ma allo stesso tempo c'è una grande difficoltà, soprattutto in questo momento storico, a conciliare due visioni opposte. I giovani non sono, e anche i pensionati, ma non sono un aggregato omogeneo, e c'è una parte delle giovani generazioni che ha conosciuto una società ed è immerso in una società che da un lato, diciamo così, marginalizza nel discorso pubblico e nella riflessione nelle aspettative pubbliche, perché sono una parte, purtroppo lo dico, minoritaria della popolazione in una società che invecchia fortissimamente, quindi sono anche elettoralmente alle volte meno
appetibili, no? Ma anche sono una generazione che ha conosciuto una società molto attenta all'individualità, che pratica la libertà come la propria libertà e non la relazione più collettiva, e un livello di consumismo e di attenzione a sé squilibrato rispetto ai temi sociali. E il confronto tra generazioni resta una delle sfide decisive per costruire un futuro più giusto e condiviso. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.